Beccata al volo Marco Finotti, maestro di musica, tra l'altro poi racconteremo le ultime tue vicende professionali. Fammi un po' il tuo curriculum vitae. Sei maestro di... Allora, sono diplomato in secondo livello in conservatorio in musica applicata all'immagine, ossia la composizione della musica da film. Ecco, ricordiamo che si è appena laureato con 110 lode, ma questa è un'altra storia. Sì, ho iniziato il mio percorso nel 2017 e ho preso la prima laurea nel 21 con 110 lode e la menzione d'onore, ho preso anche la menzione d'onore e ho concluso il mio percorso definitivamente pochi giorni fa, insomma, con quest'altro risultato, e 110 lode, sempre per il mio percorso formativo appunto sulla musica applicata alle immagini. Tu sei maestro anche di due corali importanti, quella di Mazzorno e poi dopo anche all'Adria. Sì, sia della Corale di Mazzorno Destro, che quest'anno festeggi i 10 anni di attività. Sempre con te maestro? Sempre come maestro, e in più dall'anno scorso sono anche maestro direttore artistico del coro polifonico della Cattedrale di Adria. Ecco, ricordiamo che con la corale di Mazzorno siete stati a San Giovanni Laterano, siete stati a Chioggia ultimamente, quindi avete fatto una tournée importante. Beh, l'emozione è sempre grande, forse l'emozione più grande appunto è stata quella di San Pietro in Vaticano, però anche nelle nostre cattedrali più vicine è sempre un'emozione. Abbiamo appunto animato la settimana scorsa il Giubileo Vicariale, di cui fa parte anche Taglio di Poi, abbiamo rappresentato in cattedrale a Chioggia un po' il nostro territorio animando la celebrazione ufficiale nella cattedrale. Il curriculum, 2 CD con la corale di Mazzorno, con tanti brani tuoi, tra l'altro, tu hai a tutti i brani tuoi, tutte con una menzione particolare per lo Stabat Mater che devo dire che ha avuto successo, è stato ascoltato fino in Belgio addirittura, che è stato anche inserito in un sito internazionale, e quindi è una grossa soddisfazione. Ma poi mi sembra che tu abbia fatto anche la colonna sonora di un film. Sì, allora di un cortometraggio che ha vinto anche dei premi internazionali, e poi ho partecipato anche alla colonna sonora del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, e anche di Lubo, sempre di Giorgio Diritti, che ha vinto numerosi premi, tra cui anche al Festival di Venezia. Ma quante ne fa Marco Finotti? Io ti faccio i complimenti da Polesano. Grazie mille.